Siamo alla Fanta, all'agriturismo Mondragon, per incontrare un noto fotografo di paesaggio del nostro territorio che è in uscita con una nuova opera. Il tuo nuovo libro si chiama I custodi del paesaggio e racconta di alcune particolari realtà del nostro territorio che vivono a stretto contatto con la natura. Ci puoi raccontare chi sono questi custodi del paesaggio? In breve, i custodi del paesaggio sono queste persone, noi le definiamo anche storie, persone che hanno fatto scelte di vita, di vivere a stretto contatto con la natura, di vivere di natura nel pieno rispetto della natura, del territorio e degli animali che allevano. E quindi per noi questa è stata, diciamo, la traccia che abbiamo seguito per selezionare queste persone che hanno fatto cose comunque molto importanti all'interno del territorio, come i nostri amici del Mondragon e tutte le altre realtà che abbiamo selezionato. Ma la cosa più importante, li abbiamo chiamati custodi del paesaggio proprio perché hanno voluto declinare l'agricoltura in una forma di pieno rispetto dell'ambiente. La sua famiglia, quando ha creato questo agriturismo, questo allevamento, ha portato un'etica nel rapporto con la natura. Infatti qui avete creato un allevamento estensivo e non intensivo. Ci può spiegare cosa vuol dire questo? Allora, estensivo vuol dire che si cerca di far vivere gli animali nella maniera più vicina possibile alla loro vita naturale. Intensivo vuol dire animali rinchiusi e quindi di necessità gli animali vengono anche medicalizzati e noi invece abbiamo cercato di avere un allevamento il più naturale possibile. Ecco, l'allevamento delle oche subentra a un altro allevamento che è stato il motivo per cui siamo arrivati qui. Mi fu affidato un progetto per avere vitelli da mandare nella stalla all'ingrasso e ho messo assieme una decina di malghe abbandonate fra Follina e Miane fino al rifugio Posa Puner e dove c'era una mandria di 150 vacche fattrici che venivano a svernare poi qui al Mondragon. Noi quando abbiamo chiuso con l'esperienza della linea vacca-vitello ci siamo orientati sull'oca proprio perché l'oca è un animale rustico, pascolivo e che si adatta molto bene all'ambiente e soprattutto poi recuperavamo una tradizione del territorio. Ecco, l'oca del Mondragon dal 1998 è stata riconosciuta con la prima legge regionale sui prodotti agricoli tradizionali, ecco, è stata riconosciuta come prodotto agricolo tradizionale. A questo poi si è aggiunto nel tempo anche un altro importante riconoscimento da parte di Slow Food, in quanto ha riconosciuto un prodotto che è stato chiamato oca in onto, l'hanno riconosciuto come presidio Slow Food. Oggi sei tu che stai conducendo l'attività di famiglia e questo passaggio di consegne è avvenuto con il passaggio di, diciamo, un oggetto comunque tra te e tua madre. Ci puoi raccontare questa vicenda, questo momento della vostra storia? Sì, questo avviene nel 2010 in cui qualcosa mi dice che dovevo iniziare a mettere anche le mani un pochino in pasta e non solo avere il contatto con gli ospiti. E quindi era un pochino che con insistenza io chiedevo a mia madre che mettessimo per iscritto le ricette che lei teneva a mente. E allora abbiamo scritto le ricette più importanti del nostro agriturismo, della nostra famiglia e l'abbiamo fatto in tempo perché poi è successo un incidente e per un po' di tempo mia mamma non è stata in casa. Tu adesso cosa vedi nel futuro di questa idea dei tuoi genitori che tu hai fatto tua e stai portando avanti? Intanto come prima generazione
c'è questo proseguimento di un progetto. Non c'è stato, a differenza delle ricette di cui abbiamo parlato, non c'è stato nulla di scritto, no, però c'è stato qualcosa che negli anni è stato seminato e educato. Poi non è detto che venga sempre su come si vorrebbe, però insomma io sto proseguendo quello che loro hanno messo giù. Il futuro vorrebbe vederci ancora ancorati qui, nella nostra azienda. Il sogno sarebbe quello dei miei figli, però deve essere una cosa molto delicata e non imposta. Devo forse fare molta attenzione io nel dimostrare che se anche in un lavoro, in una famiglia dove ci sono degli scontri, c'è anche dell'amore e quindi ci sono le difficoltà, però non è solo difficoltà, è anche condivisione, amore per una famiglia, per la terra, per il proprio lavoro.